Ormai la casa è come un carcere. Sono una carcerata perché sbarre, ringhiere, porta blindata, doppia porta nell'ascensore. No, basta. L'esasperazione di essere prigionieri in casa propria per proteggersi da furti e aggressioni, ma nonostante i mille accorgimenti succede una sera di vivere un incubo dal quale è difficile risvegliarsi. È quanto accaduto alla signora Paola, 74 anni, che vive in via La Storta a Ponzano. Martedì intorno alle 19:10, rientrata dal lavoro, sta parcheggiando l'auto sotto la pensilina in giardino quando Una persona eh, di sesso femminile è saltata dall'alto della Pompeiana e mi ha preso, diciamo, alle spalle portando via la borsa. pochi secondi e l'aggressore fugge a bordo di un'auto dove ad aspettarla c'è un complice. La signora Paola resta immobile, spaventata e traumatizzata. Quanto successo è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi accaduti all'anziana. Quello che ricordo 20-21, ogni tanto mi viene a mente qualcosa, però comunque sono troppi. Sono esasperata, sì. Non ce la faccio più. Non me lo continui a chiedere perché mi viene e rivivo tutto. Esasperazione e paura che hanno portato la signora Paola a prendere una decisione non certo facile. Adesso che cosa devo fare? Adesso sì, bisogna che abbia il coraggio di dare l'esame per il porto d'armi. Chissà che l'arma mi dia un po' più di sicurezza.